Anche quest'anno in tantissimi per celebrare questo momento straordinario. Non è una festa fine a se stessa, questa è una vera e propria celebrazione fatta con gioia, è una celebrazione dell'umanità, perché quello che Yunnan scoprì in queste terre è stato qualcosa di enormemente prezioso per tutto il mondo, per tutta l'umanità. Allora i volontari, non solo da tutta Italia, quest'anno da oltre 30 nazioni, si ritrovano per fare festa, ma anche per riflettere. Oggi pomeriggio abbiamo avuto un lungo workshop per una delle nostre Solferino di questi tempi, le migrazioni. Solo negli ultimi 2 giorni sono arrivati in altri 8.000, sono stati soccorsi in mezzo al mare. È un fiume di uomini, donne e bambini disperati e la Croce Rossa c'è, la Croce Rossa si prende cura, la Croce Rossa ridà dignità a ogni essere umano. Solferino is a flame, and that flame could not be extinguished by any war, by any earthquake, and it is no surprise today that even the rain could not extinguish this flame of Solferino. Grazie a Roberto e un grazie a decine e decine di persone, a Ignazio, a Francesca, a Luca, a tantissimi che hanno lavorato per poter far sì che la festa avesse luogo. Quindi grazie Roberto ancora una volta, un lavoro straordinario. La battaglia di Solferino e San Martino, 24 giugno 1859, ha aperto sì la strada per l'indipendenza e l'unità d'Italia, ma lo scontro fu così feroce e cruento da portare ad un disastro umanitario terribile. Grazie, evviva Solferino, evviva Castiglione, evviva il mio nuovo consiglio direttivo che è stato eletto e con cui stiamo facendo un lavoro straordinario. Viva la Croce Rossa italiana e viva la fiaccolata di Solferino. Grazie. We come from Germany. We are 17 people here, and yes, we have very much fun. I'm from Korea. Red Cross volunteer, but I enjoyed very much because we have a lot of countries, volunteers members came here. I came here the second time. Today is very more than people.